dai. Vieni qui che così guardiamo ancora un po' di questo brand che Gioia non me lo detto, è giovanissima perché ha 22 anni e appunto questa sua grandissima passione per la moda che ha portato anche a prendere questa, io posso dire bella ma anche faticosa avventura, perché non è proprio semplice. Semplicemente per il momento Photoshop online. Hai in mente anche un domani di aprirti un negozio fisico per incontrare di persone e clienti? Sì, assolutamente sì, è una cosa che ho in mente che stiamo progettando, soprattutto è una cosa che mi piacerebbe fare. Tramite i clienti che incontro già, teniamo uno showroom. Hai capito, quindi comunque c'è la possibilità di interagire anche con loro, perché penso che sia bello anche questa conoscenza che si ha con le clienti, anche per dare dei opinioni, comunque dei consigli in modo personalizzato. Perché sono pronte le nostre ragazze per farci conoscere i capi appunto proposti da Charm by Gioia. Li potete trovare ovviamente sul sito www.charmbyGioia.com oppure nel loro showroom aperto un giorno al mese a Bolzano Vicentino. E quindi questa sera sono qui pronte per farci conoscere questa particolare e soprattutto interessante moda disco elegante per la sera con Charm by Gioia.
personalità. Quindi complimenti ancora a Gianni per questa bellissima proposta, oltre a queste che sono tantissime altre, tutte da scoprire all'interno di www.sharpbyGioia.com oppure anche il suo showroom di Bolzano Vicentino. Allora tra poco invece siamo già pronti per continuare con le nostre proposte, per scoprire gli altri brand e in particolare adesso scopriamo quello di Julie Shop. Giulia è una ragazza che è giovanissima ed è bellissimo vedere come queste giovani ragazze si mettono in gioco, diventano imprenditrici di se stesse, quindi viva le donne, non amiche ai maschietti. Adesso ne avrò anche per voi, però viva le donne, facciamoci sentire! Soprattutto mi fa piacere davvero quando si parla di queste realtà dove effettivamente non sono ragazze giovani, perché lei ha 23 anni, tenace, ambiziosa, gestisce, pensate, 2 attività, la sua passione per la moda l'ha spinta a entrare in questo mondo meraviglioso e proprio con il suo carattere determinato accetta le sfide quotidiane, seppur ovviamente con sacrifici, ed è volta ovviamente alla sua affermazione personale. Giulia, vieni qui a farti vedere allora, dopo tutto questo parlare. Facciamo un applauso Giulia! E vogliamo sapere da te questa sera che cosa ci hai portato, cosa hai riservato per questa sfilata speciale. Questa sera volevo proporvi degli outfit da ufficio, ma allo stesso tempo eleganti e confortevoli per la quotidianità del giorno.
colori